buongiorno a tutti. Anche oggi siamo impegnati in un posto meraviglioso che è l'Oasi Barbagigio di Portoviro, piante ogni posto, ogni luogo. Qui abbiamo anche la nostra magnifica pineta sulle dune fossili, che è un monumento della città. E non può mancare in questa giornata il gruppo Iniziativa per l'Ambiente, Vincenzo e gli amici, perché oggi è la bambina Letizia, ciao Letizia, per piantare una pianta, un simbolo degli alberi. Oggi è la festa nazionale degli alberi. Noi ogni anno con la Resche venivamo qua, quest'anno è il momento un po' particolare e abbiamo comunque non voluto mancare. Io mi auguro sempre che l'ambiente sia prioritario nelle nostre scelte, perché ci dà ossigeno, ci dà vita e ci dà un habitat favorevole per vivere meglio. Mi auguro che in tutti i comuni sarà così. Qui a Portoviro abbiamo questa bella abitudine: il gruppo Iniziativa per l'Ambiente e l'amministrazione comunale mette a dimora piante che poi faranno compagnia a questo nostro habitat già meraviglioso e importante della città di Portoviro. Questo è l'olmo, che qui ha un bello spazio, è un olmo campestre e ha la possibilità di estendersi bene. Oggi è la giornata nazionale degli alberi, che si festeggia dagli anni 90 in tutte le scuole e in tutta la città, la nazione. Questa giornata l'abbiamo sempre festeggiata con le scuole. Quest'anno invece abbiamo pensato di farla noi come gruppo. Questa mattina qui a questa bella area che è già stata piantumata dalle scuole di Taglio di Donada qui vicino, e oggi pomeriggio andremo al parco Arcobaleno